Allora, mi cittadina è di passato metà in Sego e metà in Livesi, perché a mia mamma è di Livesi di noi. Allora, è vero che sto piuttosto in Livesi, ma ho fatto la mia scolarità a Guarda, mi pare, qui in Sego, e so l'annata che mi piace di più, di andare a scuola nel paese, perché ho gosto di vivere così senza problemi, senza qua famiglia e poi anche i vicini vi sorvegliano e tutto, quindi non c'era mica questa paura che tu c'è. Qui tutto il mondo sorveglia i cittadini della vicina, da cucina e tutto, erano tutti a Buleggia e sortiamo, ci amusiamo nei quartieri, a n'importe che ora erano fuori. Allora, ci sorvegliamo se i cittadini sono partiti un'ora, 2 ore, 2 ore, chiamiamo e tutto, ma paura quanto un compuguccio. Allora innanzi non c'era mica paura. Mica regretti, ma vergo che non c'è né più ciò che dire. Bon, sono mica troppo vecchia, dice la radio, per dire, né più ciò che dire. Ma sento mia mamma che gli dice, né più come innanzi. Si vede nei paesi che non abbiamo cascaccio che danno i vatti nostri anziani soprattutto. Dopo è vero che i nostri paesi si sbiottino e non c'è più tanta mica fratellanza, aiuto, dice la radio, perché non siamo più numerosi. Non mica che non ci aiutiamo mica, ma come non siamo mica numerosi, donc non è più come innanzi. E qui ça manca, qui ça manca. Anche donna, e donne non hanno mica comodità che non abbiamo. È vero che qui si aiuta a donna in casa, per esempio l'acqua anche in casa, per esempio, innanzi ci andava lontana. Qui abbiamo un lavoro e so che mia mamma andava a lavorare, bon, dopo c'è stata l'acqua in casa, d'accordo, ma qui si bene, trovo che è bene per donna. E regretti che i nostri maioni non sono mica conosciuti a fare. Voilà, altrimenti non so mica ciò che posso regrettare, no, al contrario. Trovo che dava troppo all'estero, non abbiamo più tempo di porre e di parlare con i nostri anziani, per esempio, perché siamo pressati. Ah, c'è grande sta fare. Oh, c'è grande. Ah no, ma so talora, so di mezz'ora e mezzo. C'è da mangiare perché dopo c'è il rendezvous qui. Trovo che va troppo all'estero. Che disitinissen entredi, soprattutto, sta fare, qui credo che quando sortono insieme, che si sorvegliessero da uno all'altro e che si ascoltessero e soprattutto che ascoltessero, anche se di volte hanno l'impressione che noi ripetiamo sempre le stesse cose, che ci ascoltessero. Qui si che ascoltessero, anche se di volte li investiamo un po'.